Continuiamo con le storie nel deserto e leggeremo questa sera nel libro della Genesi, al capitolo 21, la storia di Ismaele. Genesi, capitolo 21, dal verso 9 al verso 21. Gloria al Signore. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un'otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Berseba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Accomodatevi. Un'altra storia nel deserto. Questa volta non è la storia di Agar, è la storia di Ismaele. Ismaele era il figlio di Abramo. Seppur nato da un errore, una mancanza di fede, il tentativo di aiutare il Signore nell'adempiere le promesse, sappiamo la storia della nascita di Ismaele, Ismaele rimaneva il figlio di Abramo. E questo ci dice tanto. A volte alcuni pensano che il Signore sia un prestigiatore che deve mettere le toppe ai guai che combiniamo. Tante volte diciamo, quando una coppia, una famiglia si sfascia, che il danno ce l'hanno sempre i figli. E questo è uno di questi casi. L'errore di Abramo, l'errore di Sarai, non ancora Sara, la nascita di questo figlio che non era nel progetto che Dio aveva ben espresso ad Abramo, e alla fine il ragazzo ne paga le conseguenze. Notiamo però che in questa storia, questa è la storia di Ismaele, non è la storia di Agar, non è la storia di Abramo. Questo brano è la storia di Ismaele. Eppure in questa storia avviene ad Ismaele tutto quello che lui non può
decidere in nessun modo. Eventi crollano su di lui, decisioni vengono prese su di lui e lui non pronuncia una parola. Non sappiamo da lui non dice nulla ad Abramo, non dice nulla ad Agar, se è d'accordo, se non è d'accordo. Lui subisce questa situazione. Da un momento all'altro, il giorno prima aveva un padre che lo amava moltissimo e Abramo, che era un padre, che Dio chiamò poi padre delle nazioni, aveva il cuore di padre, amava il figlio. Addirittura quando il Signore gli rinnova la promessa di Isacco, lui si guarda a 99 anni e dice a Dio: la mia discendenza passi da Ismaele, è mio figlio. Al Signore dice: no, non è da Ismaele, è dal figlio che ti darà tua moglie. E così poi la storia va avanti. Quindi da un giorno in cui Ismaele è con sua madre, con un padre che l'amava moltissimo, il giorno dopo questo ragazzo, questo 14enne, un adolescente, improvvisamente si trova senza patria, senza casa, senza padre, senza ricchezze, senza eredità, senza prospettive. Improvvisamente si alza la mattina, ha un po' di pane, ha un otre d'acqua e ha il deserto davanti a sé. Questa è la storia di Ismaele, un ragazzo che subisce una serie di prove, una serie di decisioni di cui lui non è assolutamente responsabile. E a noi viene da dire: Ismaele ha subito un'ingiustizia. Perché il Signore non ha fatto qualcosa per lui? Perché il Signore non l'ha protetto? Perché il Signore non ha difeso la sua causa? È un'ingiustizia. Di tanto in tanto ascoltiamo questi discorsi, ma Dio perché non viene in aiuto dei bambini indifesi? Dio perché permette le ingiustizie nel mondo? Noi stiamo imparando sulla nostra pelle che le conseguenze del peccato sono letali per la nostra vita e anche per gli altri. E così si trova improvvisamente nel deserto. E non arriva nel deserto con un cuore sereno, arriva nel deserto con contrasti interiori, con delle domande, con un cuore separato tra persone che lui ha conosciuto e lo amano, anche in modo parziale, e persone che lo odiano. Per esempio, se leggete con attenzione i modi in cui ci si riferisce a Ismaele, il figlio della serva lo chiama Sarai. Agar invece e Abramo, quando la scrittura si riferisce a loro, lo vedono come il bambino. Il bambino mise l'otre nelle mani di Agar insieme al bambino. E Agar, quando poi parla all'angelo, dice che io non vedo il bambino morire. Quindi Ismaele vedeva persone che lo odiavano, persone che forse lo amavano oltremodo e non riuscivano a vedere in lui. Dio lo chiama il ragazzo, a loro lo chiamano il bambino. E così un adolescente, un 14enne, dobbiamo dire però che i 14enni di quell'epoca sono sicuramente differenti dai nostri 14enni che non sono ancora adolescenti. Questo adolescente che già sapeva prendersi cura degli agnelli nelle greggi, che sapeva lavorare, improvvisamente si trova con davanti il deserto, dietro di sé più nulla e un cuore spezzato dalla sera alla mattina, dobbiamo dire proprio così. Ma seppur gli viene tolto tutto, una cosa non muta, una cosa rimane tale quale dal momento in cui fu promessa, ed è il piano di Dio per quel ragazzo. Dio, vi ricordate, l'abbiamo letto la scorsa settimana, Dio disse ad Agar che
per questo figlio, che ancora era nel grembo, era previsto un progetto da parte di Dio, perché Dio amava Abramo e avrebbe fatto prosperare la sua discendenza. Doveva essere solo Isacco, ma Dio, che è largo in amore, estese la sua benedizione anche all'altro figlio di Abramo, Ismaele. Dio promise ad Agar, addirittura quando le suggerì il nome, disse: lo chiamerai Ismaele, perché io ho visto, non mi è indifferente la tua storia e c'è un piano per questo ragazzo. Viene il momento in cui crolla tutto nella vita di Ismaele, ma il piano di Dio per quel ragazzo rimane. Questo è il messaggio per questa sera. Questo è il messaggio della storia nel deserto di questa sera. Il piano di Dio, fratelli, sorelle, rimane. Può cambiare tutto, ma il piano di Dio sussiste in eterno. Ciò che Dio ha promesso, ciò che Dio ha pianificato per noi, quello si adempirà, perché è la parola del Signore. Così Ismaele non aveva più nulla, non aveva davvero più nulla, non aveva neanche gli affetti. Addirittura la madre non ebbe il coraggio di rimanere accanto al figlio morente, si allontanò. E questo segnò la vita di Ismaele, e lo vedremo. A volte il dolore ci acceca così tanto che noi non riusciamo neanche più ad aiutare quelli che dovremmo aiutare. È scritto che la vista di Agar era così annebbiata dal dolore che lei non vide il pozzo che era lì. A Dio le aprì gli occhi e lei vide il pozzo. Non si parla di miracoli, si parla di un Dio che apre gli occhi, si parla di un Dio che dona la lucidità. Quella donna stava per far morire suo figlio e se stessa in preda allo scoraggiamento, e probabilmente sarebbe stata una tragedia, perché qualcuno, trovandoli morti, li avrebbe visti morti nelle vicinanze di quel pozzo. Ma benedetto sia il Signore, che viene in nostro soccorso e ci apre gli occhi, perché il dolore non sia sovrastante al punto di farci morire lì dove possiamo bere e non vediamo ciò che dobbiamo fare. Ma di questo abbiamo già parlato la scorsa settimana. Dio apre gli occhi ad Agar ed è preciso il Signore. Questa è la storia di Ismaele, non è la storia di Agar. Ci viene detto che Agar pianse e gridò al Signore. Ci viene detto che l'angelo andò a parlare ad Agar, ma c'è scritto che Dio vide, Dio udì Ismaele. E dice l'angelo ad Agar: io ho udito la voce del ragazzo, non la voce di Agar, la voce del ragazzo. Noi sappiamo dalle parole del Signore che Ismaele stava gridando a Dio. Non aveva più nulla, tranne una cosa, la promessa di Dio. E nel momento in cui aveva l'ultimo respiro, le ultime forze, non c'era più acqua, non c'era più pane, non c'era più nulla, c'era solo la morte e il deserto davanti, Ismaele aveva nel cuore ancora la promessa di Dio, il piano di Dio, e invocò il Signore. E tutti quelli che invocano il Signore con un cuore sincero lo trovano, perché Lui si lascia trovare. E così il Signore dice: ha udito la voce del ragazzo là dov'è. E così apre gli occhi ad Agar, Agar dà dell'acqua al ragazzo e inizia la storia di Ismaele. Dio fu con il ragazzo. Ed è curioso che il segno che avrebbe sancito la sua morte diventerà la caratteristica della sua vita. C'è scritto che Agar si allontanò un tiro d'arco di distanza da suo figlio per non vederlo morire. Ismaele diventerà un tiratore d'arco. Quindi ci sarà il segno che in quel giorno Dio l'aveva salvato e gli aveva ricordato che il suo piano
sussiste per sempre. L'incoraggiamento per noi è questo. Dio ha un piano per noi. Ci crediamo? Dispiace a volte vedere dei credenti che vivono al minimo sindacale e poi contestano. Dicono: io sono salvato, vado in cielo lo stesso. Quindi non mi chiedere di fare questo, di fare quell'altro, di sviluppare qualcosa, di consacrarmi di più. Tanto il Signore mi accetta, io l'ho accettato come Salvatore, andrò in cielo. Dio ha un piano per noi. La salvezza è il capitolo iniziale della meravigliosa storia del nostro cuore nelle mani del Signore. Amen. Dio si vuole usare di noi. Dio ha un piano che sussiste e va oltre il semplice dire mi accontento. La salvezza garantisce la nostra vita eterna ed è lì custodita nei cieli, ma Dio ha un piano per noi e lo vuole portare avanti, vuole sviluppare in noi qualcosa di meraviglioso. Noi non possiamo vivere come se avessimo incontrato un Dio di poche cose. Lui ha un piano per noi e noi dobbiamo ricordarlo. Dobbiamo ricordare le promesse di Dio. Quel piano sussiste. Lui vede la nostra vita e la vede nel tempo presente e la vede anche nel tempo futuro. Ecco perché ci dobbiamo fidare di Lui, perché noi quello del tempo futuro non lo vediamo, ma possiamo fidarci di colui che vede quello che sarà. E che tristezza a volte realizzare, un po' come la storia di Sansone, che molti credenti hanno sperperato la loro vita quando il piano di Dio per loro era un altro e vivono ancora mendicando briciole che cadono dalla tavola per la quale noi siamo figli, che dovremmo sederci pienamente. C'è un grande incoraggiamento nella storia di Ismaele. Quando nessuno ci considera, Dio continua ad avere un piano per noi. Ci avete fatto caso? In questa storia non viene mai pronunciato né da Abramo, né da Sarai, né da Agar, né da Dio stesso il nome di Ismaele. Non c'è. Questa è la storia di Ismaele e mai viene nominato Ismaele. Quasi come se fosse di quei personaggi che non lasciano il segno, quindi non te li ricordi. L'hai incontrato, hai sentito il nome, ma la volta dopo già non te lo ricordi. Come si chiamava quel ragazzo, il figlio della serva, il figlio illegittimo di Abramo, quel bambino, quel ragazzo, dice il Signore. Ma come si chiama? Quando non siamo considerati più da nessuno, quando il nostro nome è dimenticato da tutti, quando siamo degli autentici nessuno nella storia del mondo, il piano di Dio è ancora lì, saldo nelle mani del Signore. Ed è il piano per me, ed è il piano per voi. E il mio piano non è il vostro, e il vostro personale non è il mio, è il piano che Dio ha disegnato per ognuno di noi. Quando ci sentiamo disprezzati da tutti, dimenticati da tutti, ricordiamoci che Dio porta ancora avanti il suo piano per noi. Alleluia! Quando non abbiamo risorse, forse abbiamo ben chiaro quello che il Signore ci ha promesso, ma ci guardiamo tra le mani e diciamo: almeno ieri avevo un pezzo di pane, avrei potuto barattarlo per qualcosa, iniziare a costruire qualcosa. Adesso non ho più nulla. Mi sembra che non ci sono i presupposti perché il piano di Dio possa andare avanti. Non ho niente. Ho le tasche bucate, non ho un animale da cavalcare, non ho una moneta da spendere per qualcosa, non ho neanche il cibo per sopravvivere oggi, non ho l'acqua, non ho niente. Mi sembra che questo piano di Dio, così ambizioso, non abbia le condizioni nella mia vita. Chiudiamo la storia. No, quando ci sembra che non abbiamo le risorse, il piano di Dio va avanti. C'è ancora un pozzo che non vediamo, c'è ancora un arco
che dobbiamo impugnare, c'è ancora una storia che dobbiamo portare avanti e Dio, poco per volta, ci farà vedere che il suo piano va avanti perché è nella sua volontà e nulla impedisce alla volontà del Signore di adempiersi. Poco per volta però. Molti pensano, il Signore mi ha fatto le promesse, allora devo assolutamente avere tutto adesso voglio la nazione, adesso voglio le ricchezze, adesso voglio il cibo, adesso voglio la garanzia di andare avanti. No, prima un po' d'acqua dal pozzo, poi la sopravvivenza nel deserto, poi una moglie, poi apprendere un mestiere, poi uno spazio, un territorio, una conquista. E negli anni Ismaele vide il piano di Dio. Se vediamo davanti ai nostri occhi che non ci sono le condizioni, che forse noi stessi non ci consideriamo meritevoli di nulla e che il piano di Dio non si può adempiere, non è logicamente possibile che si adempia, fratelli, appoggiamoci sulle promesse del Signore. Il piano di Dio andrà avanti perché è Dio che l'ha stabilito. Ancora, quando siamo soli e ci viene promessa una nazione, e uno potrebbe dire, le nazioni si fanno con la società, con i popoli, con le famiglie, con i clan, con le organizzazioni umane. Io sono da solo, non ho nessuno che mi aiuta. Quando pensiamo di non avere aiuto, quando pensiamo che ci siamo solo noi, quando pensiamo di dover portare avanti le promesse del Signore senza il sostegno di nessun altro, perché nessuno ci comprende, perché nessuno riesce a conoscere quello che c'è nel nostro cuore, non ci scoraggiamo, perché il Signore metterà intorno a noi delle persone per realizzare il suo piano. Lo farà, perché i termini della promessa parlavano di persone. Quindi Ismaele non avrebbe potuto portare avanti da solo quell'opera. Ismaele avrebbe visto persone che piano piano gli si sarebbero affiancate, l'avrebbero sostenuto e lui avrebbe visto il piano di Dio adempiersi tra le persone, perché Dio è fedele. E così è scritto che il ragazzo abitò nel deserto. Ismaele imparò che il luogo della prova sarebbe diventato il luogo della sua vita. E divenne un tiratore d'arco. Si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Ismaele visse 137 anni. Una bella vita. Ismaele fu sempre rispettoso di suo padre e della sua famiglia. Seppellì con Isacco Abramo e non c'è traccia nella scrittura di ostilità. Ismaele è scritto in Genesi, la promessa del Signore che fa ad Abramo, che sarebbe stato il progenitore di 12 principi e di una nazione. Sì, il piano di Dio è incredibile, ma vero. Il piano di Dio si realizzò. Se c'è qualcuno che si trova nel deserto e pensa che ormai si deve rassegnare a sopportare la prova, ma non deve aspirare a niente di più, perché ormai le sofferenze sono tante, i pesi sono troppo gravosi. Questa sera si arrenda al Signore e ricordi le promesse del Signore, perché se Dio ha promesso, il deserto non può impedire il piano di Dio. Amen. Quindi non ci affidiamo a quello che ci dicono gli occhi naturali. Non ci affidiamo alle delusioni del cuore, non ci affidiamo alle nostre considerazioni,
su come si potrà mettere in atto un progetto così grande. L'unica cosa che dobbiamo fare è, davanti al deserto, andare al Signore e dire: Signore, io grido a te, sono solo, non ho nulla, tradito, deluso, abbandonato, dimenticato, disprezzato, ma ho te. Ho colui che ha fatto le promesse. E lo scrittore agli Ebrei dice: fedele è colui che ha fatto le promesse. Quindi incoraggiamoci gli uni gli altri. Adesso che pregheremo, Dio ha fatto le promesse, il piano di Dio sussisterà. Amen. Se l'ha promesso, quale forza c'è superiore alla forza del Signore? Dio adempirà le sue promesse. Dio non ci lascia e non ci abbandona. Adesso pregheremo con tutto il nostro cuore, pregheremo per il battesimo nello Spirito Santo, perché se anche siamo nel deserto, Dio l'ha promesso, amen? Dio l'ha promesso, e quindi che ci sentiamo meritevoli o non meritevoli, che abbiamo aspettato o non abbiamo aspettato, che siamo delusi o non siamo delusi, che siamo abbattuti o non siamo abbattuti, Dio l'ha promesso, si adempirà. Pregheremo per la guarigione e Dio guarirà, perché è fedele. Pregheremo per un risveglio nella Chiesa e Dio risveglierà i cuori, perché Lui l'ha promesso. Amen. Vogliamo andare a Dio con piena fiducia e Lui sicuramente parlerà al nostro cuore questa sera. Dirà: ho udito la tua voce. Questa è la tua storia. Nessuno si ricorda più come ti chiami? Non fa niente. La mia storia va avanti. La mia storia va avanti.